Allora, contesto di riferimento. Cosa sono gli alimenti funzionali? Di che cosa stiamo parlando? Ormai lo sapete, forse potete dirlo voi a me, parliamo di una tipologia di alimenti che ha una peculiarità, la capacità di contribuire al miglioramento di alcune, chiamiamole così, forse i medici su questo sono un po' più precisi di noi, delle cosiddette funzioni fisiologiche, cioè oltre all'apporto nutritivo, quindi anche all'apporto energetico, all'apporto di micro e macronutrienti, riescono ad avere un ulteriore effetto benefico sulla salute. Ora, questi alimenti funzionali in verità sono presi in considerazione non soltanto nel contesto dell'Unione Europea, ma a livello globale. Perché che cosa è successo? Forse qualcuno vi ha già detto che negli ultimi 20 anni c'è stato un aumento esponenziale dell'attenzione nei confronti degli alimenti funzionali. Un po' storicamente questo dipende anche dal contributo che hanno dato proprio gli scienziati, in modo particolare i nutrizionisti, che hanno segnato un po' una sorta di spartiacque con la seconda guerra mondiale, proprio cambiando il concetto di dieta. Questo dovrebbero avervelo già detto le mie colleghe, fino a un certo punto si è ragionato di dieta adeguata, dieta bilanciata, a un certo punto, subito dopo la seconda guerra mondiale, si è iniziato invece a ragionare di una tipologia diversa di dieta, che è la cosiddetta ottimale. Perché questo? Perché evidentemente è cambiata anche non solo la disponibilità degli alimenti, ma anche l'accessibilità agli alimenti. Chi studia il diritto agroalimentare sa che occorre occuparsi di due profili quando si ragiona di sicurezza alimentare intesa come sicurezza degli approvvigionamenti alimentari o di food security. Dobbiamo garantire sia una disponibilità materiale degli alimenti necessari a sfamare l'intera popolazione, ma dobbiamo anche garantire l'accesso al cibo. Immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, diciamo che il problema proprio dell'accesso al cibo, quindi la capacità nel genere umano, fatta eccezione per alcune parti ovviamente del globo terrestre che ancora hanno un problema di accessibilità al cibo, è indubbiamente migliorata. Nel migliorare però ci si è resi conto anche che alimentarsi in un certo modo, in un modo diciamo così non corretto, può avere un impatto sulla salute del consumatore, ovverosia di tutti noi, perché tutti noi siamo consumatori di alimenti. Ovverosia, se non ci alimentiamo in un modo corretto, possiamo anche mettere a rischio la nostra salute. Ora vedremo che concetto dobbiamo adottare di salute, perché lo stesso concetto di salute è cambiato nel corso degli anni e quindi si è iniziato a ragionare di alimenti che possono effettivamente contribuire, se inseriti regolarmente all'interno della nostra dieta, a migliorare il nostro stato di salute, o meglio, sarebbe più corretto dire il nostro benessere psicofisico. Lo stesso tipo di attenzione che abbiamo registrato a livello mondiale, e vedremo che questi alimenti in verità sono un po' una "invenzione" tra virgolette dei giapponesi, anche questo termine, ma ci arriviamo tra breve, lo stesso tipo di attenzione lo abbiamo avuto a livello europeo. In modo particolare a livello europeo chi si è occupato anche delle normative relative agli alimenti ha iniziato a coniare un'espressione che è molto chiara, ovverosia prodotti della salute o prodotti per la salute. Ovviamente prodotti alimentari della salute, prodotti alimentari per la salute. Cioè ha iniziato a impiegare questa espressione per indicare tutte quelle tipologie di alimenti che possono contribuire proprio a consentire al consumatore di optare per una dieta che non sia più soltanto bilanciata, non sia più soltanto adeguata, ma sia anche ottimale. Quindi che sia, diciamo così, in grado di non mettere a rischio proprio la sua salute. Perché c'è stata questa attenzione nei confronti dei prodotti alimentari della salute e vedremo che non è stata solo un'attenzione, tra virgolette, "a livello culturale" o a livello scientifico, c'è stata un'attenzione anche a livello giuridico e tra breve vedremo in che termini. Questa attenzione è, diciamo così, emersa per 4 ragioni diverse, che io ho cercato di sintetizzar. La prima un po' l'evoluzione della scienza dell'alimentazione. Quanto vi dicevo poco fa, ora lo vedremo un pochino più nel dettaglio, ha sicuramente inciso. C'è stata un'evoluzione del concetto di salute, si è maturato un interesse politico e, come sempre accade, quando ci sono interessi politici di mezzo, poi si è arrivati anche ad una evoluzione del mercato, proprio dei prodotti alimentari, con un'evoluzione del mercato alimentare che ha reso necessario un intervento del legislatore europeo. Cerchiamo però di andare con ordine. Il primo punto.
Evoluzione della scienza dell'alimentazione. Abbiamo visto che è cambiato il concetto di dieta, questo ha fatto sì che gli alimenti siano stati presi in considerazione sia per la loro capacità di soddisfare delle necessità nutritive. Noi tutti abbiamo bisogno di nutrirci, anche se, attenzione molto bene, dal punto di vista giuridico, la definizione di alimento non fa riferimento alla finalizzazione, alla nutrizione. La definizione di alimento è contemplata in una disposizione, che è l'articolo 2 del regolamento 178 del 2002, ed è una definizione che semplicemente fa riferimento ad una sostanza che può essere, diciamo così, assunta così com'è, oppure può essere parzialmente trasformata, oppure può anche essere completamente trasformata, che è destinata o si presume ragionevolmente che sia destinata a essere ingerita dagli esseri umani. Quindi non facciamo riferimento a una finalità nutrizionale, non ci interessa il profilo della finalizzazione dell'ingestione dell'alimento al nutrimento. Guardiamo solo al fatto che sia destinata a essere ingerita, tant'è vero che poi questa definizione è costretta, proprio perché è così generica e così ampia, a specificare subito dopo, nelle disposizioni successive, che cosa rientra nella definizione di alimento e che cosa ne è escluso. Pensate ad esempio ai medicinali, anche i medicinali sono destinati a essere ingeriti dagli esseri umani, però la disposizione specifica che i medicinali non rientrano nella definizione di alimento, così come anche altre tipologie proprio di prodotti che comunemente ingestiamo. Pensate a un cosmetico, ad esempio, sotto forma di pillola, potete tranquillamente ingerirlo, ma non è sicuramente un alimento, anche perché non è un prodotto destinato, solo perché è escluso specificamente dalla definizione giuridica, ma anche perché non lo ingerite con continuità. L'alimento è l'unico prodotto che voi ingerite con continuità. Tra l'altro siete tenuti a ingerirlo con una certa continuità, perché se private il vostro organismo degli alimenti, e tenete bene presente che nella definizione di alimento rientra anche l'acqua, non sopravvivete. È vero che ci sono dei periodi, in cui potete digiunare, ma non potete, come dire, prolungare il digiuno oltre un certo limite, perché altrimenti mettete a rischio la vostra sopravvivenza. Dovete per forza di cose alimentarvi. Okay? Questo tenetelo bene a mente, perché tra breve ci tornerà utile per capire anche il problema dell'informazione al consumatore, che è un problema molto delicato, perché ovviamente quando noi comunichiamo con riferimento agli alimenti stiamo comunicando alla generalità degli esseri umani, perché tutti quanti siamo costretti a nutrirci. Possiamo scegliere come farlo, ma dobbiamo per forza di cose alimentarci. Ora dicevo, di questi alimenti non andiamo a guardare soltanto la capacità di nutrirci, cioè di soddisfare delle necessità nutritive, ma prendiamo in considerazione anche la possibilità che questi alimenti contribuiscano, al nostro stato proprio di salute, al nostro benessere di salute, assolvendo delle funzioni cosiddette salutistiche. Ora, qui dobbiamo complicare un pochino il quadro, anche perché le normative poi vedremo sono diverse. Questi alimenti che sono in grado di, assolvere delle funzioni salutistiche potrebbero essere degli alimenti che vengono destinati a essere inclusi in un particolare regime alimentare, che magari è proprio il regime alimentare che scelgono determinati esseri umani che sono affetti da specifiche patologie, oppure che si trovano in condizioni fisiologiche particolari. Che cosa significa? Pensate all'alimentazione di un diabetico, non può essere l'alimentazione di una persona che non ha quella patologia, oppure pensate ad una persona che ha un celiaco, che deve seguire un'alimentazione di un certo tipo, oppure anche pensate, che ne so, a persone che magari, hanno bisogno di perdere peso, magari perché si trovano in uno stato di obesità o di sovrappeso. Sono tutte persone che necessitano di seguire un regime alimentare particolare. Il che significa che allora noi dovremo andare a costruire la dieta per quelle persone in un certo modo, e nel costruire questa dieta teniamo presente che ci sono tutta una serie di alimenti che possono, tra virgolette, "aiutarci" o a non peggiorare lo stato, diciamo così, di patologia nella quale si trova la persona, oppure possono aiutarci anche addirittura a evitare che quella persona incorra in conseguenze per la sua salute molto pericolose. Sapete che i celiaci, se si alimentano con alimenti contenenti glutine, mettono a rischio la loro salute. Ecco perché devono seguire una dieta, si dice, senza. Difatti in commercio trovate prodotti anche con il simbolo proprio, e lì rientriamo nel campo della comunicazione business to consumer, che serve a richiamare l'attenzione circa la presenza o l'assenza di un allergene ben specifico.
Però questi alimenti che assolvono anche specifiche funzioni salutistiche potrebbero anche essere, diciamo così, inseriti nella dieta di persone che sono in uno stato di buona salute, che non hanno particolari patologie o che non hanno determinate problematiche di salute connesse e ci dice basta perché magari questi alimenti sono a ridurre i fattori di rischio di patologie, possono sempre attribuire a questi alimenti proprio che o delle poi per riuscire sono state adottate dal legislatore europeo possono essere destinate o a particolari tipologie di consumatori oppure alla generalità dei consumatori che stanno bene ma vogliono aggiungere questi alimenti proprio per quel quid pluris che quegli alimenti sono in grado di offrire loro. Perché questo? Perché a un certo punto è cambiato il concetto di salute. Definire la salute non è semplice, però per tantissimo tempo un essere umano è stato considerato in stato di, diciamo così, salute, è stato considerato in salute se non aveva determinate patologie. Quindi la salute è stata fatta coincidere per tantissimo tempo con l'assenza di malattie. Che cosa succede? Che subito dopo la seconda guerra mondiale, proprio l'Organizzazione Mondiale della Salute, nel 1948, ci fornisce una definizione di salute che è un po' diversa. Perché? La definisce come lo stato di completo benessere psicofisico, mentale e sociale e non soltanto l'assenza di malattia. Il che significa allora che noi possiamo dire di una persona che è in salute non solo se non ha alcun tipo di malattia, alcun tipo di patologia, ma quando si trova in uno stato proprio di benessere psicofisico. E inevitabilmente si è scoperto che l'alimentazione può contribuire a far sì che una determinata persona raggiunga uno stato di completo benessere psicofisico. Quindi non soltanto guardiamo al fisico, guardiamo anche alla psiche. Vedremo che questo poi torna nel regolamento del quale ci occuperemo tra breve, che è il regolamento 1924 del 2006. Naturalmente, che cosa si è dimostrato? Che per riuscire a conseguire lo stato, diciamo così, di salute, quindi di questo completo benessere psicofisico, e non dimenticate che nel nostro ordinamento abbiamo anche un diritto alla salute riconosciuto come diritto fondamentale di ogni individuo nella nostra Carta Costituzionale, si è sottolineato che è opportuno tenere sicuramente uno stile di vita sano, seguendo determinate regole, facendo attività fisica, non utilizzando determinate sostanze, eccetera, eccetera, ma si è anche sottolineato che per il raggiungimento, meglio, al raggiungimento di questo stato di completo benessere psicofisico contribuisce anche l'alimentazione. Quindi anche gli alimenti possono avere un impatto importante proprio sul raggiungimento di questo stato di salute. Ovviamente dietro a tutto questo c'è anche un forte interesse politico. Perché? Perché ci si è resi conto, nel momento stesso in cui si è realizzato che l'alimentazione può incidere sulla salute degli esseri umani, si è incominciato anche a ragionare dei problemi che sono connessi al rapporto fra alimentazione e salute e si è incominciato a ragionare in modo particolare sugli impatti che questi problemi possono avere e sulle cause che possono, come dire, aggravare o accentuare ulteriormente questi problemi. Ad esempio, negli ultimi anni si è assistito, soprattutto nell'Unione Europea, ad un preoccupante, come dire, tasso di crescita della popolazione, in età avanzata. Quindi abbiamo assistito all'invecchiamento della popolazione. Ci sono sentite anche nei report, anche nelle indagini che vengono svolte da Eurobarometro, sentite che viene continuamente sottolineato il fatto che si è avuto un calo nelle nascite, ma anche e soprattutto che la popolazione, nella stragrande maggioranza dei casi, si trova in età avanzata. Allora, questo è un fattore da tenere presente, da tenere monitorato con molta attenzione, perché l'alimentazione di un giovane non può essere la stessa
di una persona che è in età avanzata, forse la professoressa Nicoli, forse la professoressa Pellegrini, che hanno mostrato, di solito lo fanno, dei grafici molto interessanti che fanno vedere proprio come con l'avanzare dell'età l'alimentazione gioca un ruolo sempre più importante nella conservazione di questo stato di salute. Quindi l'alimentazione deve essere adeguata e calibrata anche sull'età della persona che si nutre, della persona che si alimenta. Non solo, un altro problema al quale abbiamo assistito molto serio e molto grave negli ultimi 20 anni è l'aumento esponenziale dei casi di obesità e di sovrappeso. Qualche forse quest'estate, l'estate scorsa, è apparsa proprio su Internazionale un'immagine molto bella. Questo giornalista faceva un confronto tra fotografava una spiaggia. Questo è un esempio che io faccio spesso a lezione, perché mi ha colpito in modo particolare. Una spiaggia fotografata a distanza di 50 anni, fotografata 50 anni fa e fotografata l'estate scorsa. 50 anni fa la spiaggia era gremita di persone, ma era molto difficile riuscire a individuare una persona che fosse in sovrappeso o obesa. Fotografata 50 anni dopo, il numero di persone in evidente stato di sovrappeso e di obesità era impressionantemente più alto. Il che vuol dire che evidentemente il modo in cui ci alimentiamo è cambiato, non è cambiato in meglio e ha portato all'emergere di nuove forme di vere e proprie patologie, perché adesso sia l'obesità, più l'obesità del sovrappeso, ma sono monitorate con estrema attenzione, l'obesità è addirittura definita un'epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto in età infantile. La Commissione europea si è resa conto che il problema dell'obesità e del sovrappeso e delle malattie correlate alle diete, quindi all'alimentazione seguita, comporta dei costi sanitari di non poco conto e quindi ha cercato di correre ai ripari. In modo particolare a livello europeo è stata adottata dalla Commissione europea questa comunicazione che viene chiamata Libro Bianco, una strategia europea sugli aspetti. Il Libro Bianco a livello di fonti di matrice europea è una comunicazione, quindi non è giuridicamente vincolante, ma è un vero e proprio studio specifico su di un problema che poi dovrebbe portare a introdurre delle novità anche a livello normativo. Questo Libro Bianco proprio era concentrato, risale al 2007, era concentrato sulla definizione di una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, quindi ha fatto un focus proprio sul rapporto fra alimentazione, obesità e sovrappeso, ovviamente mettendo in evidenza che per risolvere questo problema occorre adottare, diciamo così, più soluzioni, cioè quindi anche uno stile di vita diverso nel suo complesso, non incidere unicamente sull'alimentazione, ma sicuramente questa comunicazione ha avuto poi un effetto a livello normativo, che è stata l'introduzione nel regolamento 1169 del 2011, quello che disciplina oggi la fornitura di informazioni ai consumatori di prodotti alimentari, l'obbligo di inserire negli alimenti preimballati la dichiarazione nutrizionale. Dal 2016, da dicembre 2016, ora è obbligatorio proprio inserire la tabella nutrizionale su tutti gli alimenti, e la ragione per la quale si è inserita questa tabella nutrizionale è che si spera in questo modo di indurre il consumatore a prestare un po' più di attenzione al profilo nutrizionale, in modo da non assumere alimenti che o apportino una quantità di energia superiore a quella di cui ha bisogno il singolo consumatore, oppure che non apportino eccessivamente determinati elementi, in modo da non andare a incidere anche sulla dieta alimentare, portando poi al sovrappeso e all'obesità. Questo aumento dei costi sanitari, che si collega per giunta anche ad altri problemi, non è un problema in verità di costi sanitari, è anche un problema per esempio di prestazioni lavorative, di disoccupazione, ha dimostrato che l'invecchiamento senza ricambio generazionale ha fatto sì che in certi ambiti professionali non ci siano più le persone che possano sostituire quelle che escono dal mondo lavorativo. Al tempo stesso si è rilevato che spesso le persone obese o le persone in sovrappeso sono costrette a chiedere giorni di permesso, quindi hanno un rendimento sul lavoro più basso, quindi hanno fatto tutto uno studio mettendo in evidenza quelli che noi definiamo i costi sociali del problema che può sorgere da una cattiva alimentazione come elemento, che insieme ad altri fattori porta all'emergere di determinate problematiche. Che cosa succede però? Che
Proprio perché ci si rende conto di tutti questi problemi, si comincia a sensibilizzare la platea dei consumatori verso una maggiore attenzione nei confronti dei prodotti con i quali si alimentano. Quindi richiamiamo l'attenzione del consumatore sulla necessità di alimentarsi meglio, sulla necessità di acquistare prodotti che abbiano determinati profili nutrizionali, su prodotti che magari siano in grado di incidere in maniera, diciamo così, migliore, in maniera più positiva sul rapporto fra dieta e salute, e i consumatori rispondono bene, non soltanto a livello europeo ovviamente, ma anche a livello globale, probabilmente anche grazie al fatto che sono state vinte altre battaglie, quindi che apparteniamo a quella che definiamo la società del benessere, il consumatore comincia ad avere una particolare attenzione nei confronti degli alimenti che acquista. Spera di acquistare dei prodotti che non impattino in maniera negativa sulla sua salute. Quindi risponde bene. Questa prima opera di sensibilizzazione dà una risposta positiva. Ovviamente se il consumatore risponde bene, si attivano subito le industrie alimentari, gli operatori del settore alimentare. L'altra parte, sapete che nel mercato agroalimentare buona parte dei rapporti sono rapporti, si dice business to consumer, cioè business che indica in buona sostanza gli operatori del settore alimentare, le imprese e dall'altra parte i consumatori. Se il consumatore risponde bene a una certa idea, gli operatori del settore alimentare la cavalcano. Quindi inevitabilmente abbiamo visto molte imprese del settore agroalimentare, molti operatori del settore alimentare iniziare ad immettere sul mercato degli alimenti presentati, ovviamente mediante l'accompagnamento di indicazioni in etichetta o nelle campagne pubblicitarie o nella presentazione degli alimenti, proprio presentati come, alimenti in grado di avere un impatto positivo sulla salute del consumatore. Tra l'altro, in assenza di una normativa europea che andasse a disciplinare in modo generalizzato l'impiego di queste indicazioni, l'impiego di determinate anche tipologie di comunicazioni, all'interno della presentazione o all'interno della pubblicità, ha fatto sì che ciascuno Stato membro abbia cercato, di normare questo profilo. Quindi abbiamo a un certo punto, ci siamo ritrovati a dover affrontare 2 problemi diversi. Un problema che riguarda specificamente il rapporto business to consumer, cioè il rapporto fra l'operatore del settore alimentare che mette sul mercato l'alimento che qualifica come alimento della salute o per la salute e il consumatore che ambisce ad acquistarlo. E qui il problema principale era rappresentato dalla veridicità delle informazioni fornite al consumatore, quanto di vero c'era nelle indicazioni che venivano fornite al consumatore che lo spingevano poi a scegliere un determinato prodotto e quanto di ingannevole anche ci potesse essere nelle informazioni fornite al consumatore. Dall'altro lato, altro problema, business to business, la lealtà dei rapporti tra gli operatori del settore alimentare, cioè che cosa significa? Quando abbiamo normative diverse, a livello di Stati membri della compagine europea, il rischio maggiore è che poi non riusciamo a garantire uno degli obiettivi principali della compagine europea, che è la libera circolazione delle merci. Tutti voi sapete che l'Unione Europea ha adottato questo modello di mercato in libera concorrenza che però prevede che tra gli Stati è come se non ci fossero dei confini, quindi che le merci possano circolare liberamente e soprattutto che le condizioni anche di mercato siano uguali per tutti gli operatori, in modo che se la giochino ad armi pari e rimanga sul mercato il migliore, che sarà ovviamente decretato dalla scelta del consumatore. Di fronte a questi problemi, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno allora intervenire, perché si è reso conto che da un lato avevamo un problema grosso di informazione fornita al consumatore. Dovevamo capire se ciò che veniva comunicato al consumatore fosse corretto o meno. Questo perché, come sapete, nell'ordinamento giuridico europeo è di fondamentale importanza che il consumatore, qualsivoglia consumatore, venga messo in condizione di effettuare una scelta di acquisto consapevole. Cosa significa questo? Che io devo fornire al consumatore tutta una serie di informazioni che gli consentano di scegliere con cognizione di causa. Nel caso dei prodotti alimentari questo profilo è più accentuato perché il prodotto alimentare non è in grado da solo, attraverso la sua sola fisicità, di darvi un'idea precisa di quelle che sono le sue caratteristiche.
guardando una banana, noi non siamo in grado di dire se quella banana, che ne so, tenuta con un metodo di produzione biologico, oppure una banana geneticamente modificata, che apporto nutrizionale mi dà, che energia mi dà, magari da dove arriva. Tutte queste informazioni ci devono essere date da qualcun altro perché noi possiamo effettuare una scelta di acquisto consapevole. Quindi il profilo è più accentuato per una, tra virgolette, di, difficoltà in insegnarvi che sono le sue peculiarità. Non solo, c'è un altro elemento di fondamentale importanza che si collega a ciò che diciamo oggi, qui durante questa lezione, il fatto che l'alimento sia destinato a essere ingerito è la formazione in quell'alimento diventa di fondamentale importanza. Provate solo a pensare agli allergeni. Se io ho un'allergia alimentare, qualcuno non mi segnala che quell'allergene è presente nell'alimento, nel momento in cui io lo ingerisco, io metto a rischio la mia salute. Ma se qualcuno non mi segnala la presenza di quell'allergene, non sono messo in condizione di effettuare una scelta di acquisto consapevole, perché se qualcuno me l'avesse segnalato, probabilmente non l'avrei scelto, avrei scelto un altro alimento privo di quell'allergene. Altro problema invece che andiamo a risolvere o cerchiamo di risolvere con il diritto è il problema di come riuscire a facilitare la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno del mercato europeo. Tante normative nazionali differenti, alcune più severe, alcune meno severe, creano inevitabilmente una disparità di condizioni per gli operatori del settore alimentare del mercato europeo e quindi dobbiamo, per forza di cose, intervenire normativamente per riuscire a imporre delle regole uguali per tutti in modo tale che questi prodotti circolino liberamente e riprenda il gioco proprio del mercato in libera concorrenza di più operatori che sono in gara tra di loro e che se la giocano però ad armi pari. Io dico sempre a lezione, i miei studenti presenti lo possono confermare, che mercato in libera concorrenza non significa mercato senza regole. La libertà non deriva dall'assenza di regole, è un mercato in cui invece devono esserci delle regole anche molto severe per poter mettere tutti nelle stesse condizioni e perché possano giocarsela ad armi pari. Se io non ho questa uniformità di regole, qualche problema può sorgere. Allora che cosa succede? Che il legislatore europeo cerca di mettere un po' d'ordine in questo, come dire, coacervo di prodotti della salute per la salute e interviene creando delle vere e proprie, le chiamiamo tipologie legali. Cioè che cosa significa? Va a normare certe tipologie di alimenti, andando a chiarire, lo vedremo tra breve, quali requisiti devono avere per poter essere inseriti, diciamo così, in una determinata categoria, che composizione devono avere, che tipo di accortezze devono essere impiegate nell'ottenimento di quegli alimenti, che tipo di informazioni devono essere fornite con riferimento a quegli alimenti. In modo particolare ne individua alcune tipologie legali che non sono le uniche che ci sono al momento, ma sono quelle che interessano maggiormente noi in questa sede quando ragioniamo di rapporto tra alimenti e salute. La prima categoria che va a creare è quella degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini della prima infanzia, perché i lattanti e i bambini della prima infanzia necessitano di seguire un certo tipo di alimentazione, che non è sicuramente l'alimentazione che seguiamo da adulti o addirittura in età avanzata. Gli alimenti a fini medici speciali, quindi quelli destinati a persone che possono avere determinate patologie, i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Quindi in questo caso parliamo di alimenti, tra breve vedremo qual è la fonte normativa e anche come vengono definiti queste singole tipologie di alimenti, che sono alimenti destinati a persone che si trovano in determinate condizioni fisiologiche, quindi devono in qualche modo contribuire a una necessità fisiologica. Al tempo stesso va a normare in modo specifico le acque minerali naturali, quindi dedica una disciplina specifica all'acqua che è importantissima. Noi tutti sappiamo che l'acqua per noi è fonte di grande sopravvivenza e poi vedremo anche che può essere qualificata, se assunta in un certo quantitativo, come alimento funzionale, ma questo lo vedremo tra breve. Va a disciplinare gli integratori alimentari. Noi abbiamo tantissimi integratori alimentari sul mercato, siamo quasi abituati a convivere con questi integratori alimentari che si presentano però in una forma che forse è quella più riconoscibile, in pastiglie, in fiale,
sotto forma, diciamo così, proprio anche di una presentazione che ci consente di andare a identificarli con facilità e, come dice il termine stesso, integratori alimentari vanno ad integrare un elemento della nostra dieta che magari con gli alimenti con cui ci nutriamo comunemente risulta ancora carente. Altra tipologia di prodotti che viene normata dal legislatore è quella degli alimenti arricchiti con vitamine e minerali. Perché? Perché a un certo punto ci si è resi conto che in questa mania di arricchire con vitamine, con sali minerali o con altre sostanze gli alimenti si commettevano anche un po' di pasticci. Qualche volta si aggiungevano sostanze che era meglio non aggiungere, o si aggiungevano queste sostanze in quantità eccessiva, quindi si rischiava di mettere a rischio la salute del consumatore, e allora il legislatore europeo decide di normare. Vediamo quali sono le fonti di queste tipologie di alimenti. Allora, alimenti destinati ai lattanti, bambini della prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali, i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, oggi, grazie a Dio, sono contemplati da un unico regolamento, che è questo regolamento 609 del 2013, che ha messo un po' d'ordine. Perché? Io vi ho fatto una slide molto ricca, poi se volete ve le lascio queste slide, non per ammorbarvi, ma per farvi capire che cosa c'era prima. Guardate i precedenti normativi. Avevamo 2 direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo, in modo particolare una riguardava i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, che poi veniva dettagliata all'interno della direttiva, e l'altra invece riguardava proprio i lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati però all'esportazione verso i paesi terzi. Poi avevamo tutta una serie di direttive della Commissione europea. Vi ho sottolineato, sono atti non legislativi perché sono provvedimenti di esecuzione. L'atto legislativo è quello che viene adottato con una procedura che prevede il coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio, cioè la Commissione fa la proposta, il Consiglio e il Parlamento europeo deliberano in merito a quella proposta. Quando abbiamo un provvedimento invece che è solo della Commissione, si dice che è un provvedimento di attuazione o di esecuzione. Di regola sono le fonti vincolanti giuridicamente che riconoscono questo potere alla Commissione. La Commissione è come se andasse a disciplinare qualcosa nel dettaglio. Tutto questo insieme di direttive che si sono succedute, ma guardate bene sempre le date, partiamo dal 92 ed arriviamo fino al 2009, addirittura il regolamento risale al 2013, quindi vuol dire che è dal 1992 che incominciamo ad adottare tutti questi provvedimenti normativi. Aveva creato un po' di confusione perché alla fine c'erano troppi provvedimenti di cui tener conto, le vere e proprie, diciamo così, veri e propri atti giuridicamente vincolanti e poi tutti gli atti di esecuzione o di attuazione. Allora nel 2013 il legislatore dice facciamo ordine. Infatti, vedete il titolo di questo regolamento dice che abroga la direttiva 92 del 52, le direttive 96, tutte quelle che vi ho riportato nell'altro riquadro. Spazza via tutto, mette ordine, mette tutta questa normativa in un unico regolamento. Vi faccio notare un'altra cosa, direttiva a regolamento. Passiamo da direttive a regolamenti. Perché? Perché il regolamento è quello che assicura la massima uniformazione. La direttiva prevede un recepimento da parte degli Stati membri che devono perseguire l'obiettivo indicato nella direttiva, ma sono liberi di decidere con quale forma e con quali mezzi raggiungere quell'obiettivo. Quindi una direttiva, a meno che non sia di armonizzazione massima, come sono le più recenti in materia di tutela dei consumatori, ma non erano sicuramente queste direttive, può far sì che ci sia un po' di differenza tra le normative di recepimento e quindi non si ricrea quel problema della differenziazione di regole tra i vari Stati membri che ostacola la libera circolazione. Con un regolamento invece noi andiamo verso la uniformazione, quindi regole in buona sostanza uguali per tutti gli Stati membri che dobbiamo applicare dovunque. Ora, in questo regolamento che cosa troviamo? Allora, ci detta tutta una serie di regole su come devono essere composti, ma anche su come devono essere fornite le informazioni al consumatore per una serie di prodotti. La formula per lattanti e la formula di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali, il sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, e per rendere tutto il più chiaro possibile, attenti bene, il legislatore che cosa fa? Vi detta la definizione di ciascuno di queste tipologie di alimenti.
La definizione giuridica per noi è fondamentale, perché allora significa che tanto in Francia, quanto in Spagna, quanto in Grecia, quando parleremo, ad esempio, che ne so, di formula per lattanti, noi intenderemo un prodotto alimentare destinato all'alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare. E sappiamo che in tutti i paesi dell'Unione Europea quella formula per lattanti verrà ottenuta con le stesse regole, che sono le regole contemplate da questo regolamento 609 del 2013. Quindi la definizione ci serve a fare che cosa? Delimitare un campo, una tipologia di alimenti, per poi entrare nel dettaglio e dire come deve essere composto e che cosa devo comunicare con riferimento a quell'alimento. La stessa cosa la fa con riferimento alla formula di proseguimento, l'alimento a base di cereali, ora non ci soffermiamo su tutte queste, se no stiamo qui fino a mezzanotte, ma vedete anche alimento a fini medici speciali, un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico, è destinato all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta. Vuol dire che abbiamo però una platea di soggetti, i consumatori, quelli interessati da questo regolamento, che hanno particolari necessità alimentari, quindi che si trovano in una condizione, tra virgolette, fisiologica che richiede l'assunzione di determinate tipologie di alimenti, che sono quelle che va a normare il regolamento 609 del 2013. Acque minerali naturali, altra categoria che andiamo a normare. Non possiamo normarla come gli altri alimenti, perché effettivamente se ci pensate l'acqua rispetto agli altri alimenti, al di là del fatto che si presenta in uno stato liquido e non in uno stato solido, presenta delle caratteristiche peculiari. Allora anche qui abbiamo una direttiva, in questo caso del 2009, la 54, che è stata per giunta recepita nel nostro ordinamento nel 2011 con un decreto legislativo che riguarda l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Attenzione che questa direttiva in verità sostituisce precedenti direttive già in vigore, quindi non è il primo atto con il quale andiamo a normare le acque minerali naturali, andiamo poi, è inevitabile, il diritto alimentare ha questa peculiarità che lo rende bello ma anche molto faticoso, che è continuamente in evoluzione. Noi abbiamo sempre provvedimenti nuovi. Perché? Perché inevitabilmente migliorano le conoscenze, aumentano le conoscenze che spesso ci arrivano dalla scienza e quindi il diritto insegue queste modifiche e deve andare a perfezionarsi. Innanzitutto guardiamo come vengono definite queste acque minerali naturali. La definizione è molto chiara, molto chiara, insomma, quantomeno abbiamo una definizione di riferimento. Acque microbiologicamente pure, che hanno per origine una falda o un giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, il che significa che in alcuni casi voi avete dell'acqua sorgiva, in altri casi invece dovete andare a perforare per poter avere l'acqua e che tra le altre proprietà e caratteristiche possono stimolare o favorire determinati effetti benefici sulla salute. Quindi nella definizione noi sottolineiamo la capacità dell'acqua anche di produrre degli effetti benefici sulla salute di chi la ingerisce. In particolare c'è anche una disposizione che un po' ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di effetti benefici dell'acqua, che è questo articolo 9, paragrafo 2, che riconosce agli Stati membri la possibilità di utilizzare in etichetta anche delle espressioni molto chiare, come stimola la digestione, può favorire le funzioni epatobiliari o menzioni simili. Così possono autorizzare anche delle indicazioni che non siano comunque in contrasto con dei principi che sono definiti in questa disposizione, che sono poi vedremo quelli che riguardano un po' tutte le indicazioni, tra virgolette, sulla salute, cioè quella di far credere, di illudere il consumatore che sia sufficiente bere un bicchiere d'acqua per potersi assicurare uno stato di salute ottimale, oppure che bevendo un certo tipo di acqua si guarirà da una determinata malattia. Questo perché dobbiamo sempre fare attenzione a mantenere saldo il confine tra alimenti della salute o per la salute e medicinali, che sono tutta un'altra cosa e sono anche assoggettati a una normativa di carattere europeo completamente diverso. Perché?
Per gli alimenti vige la regola della libera circolazione. Devono circolare liberamente come se non ci fossero confini. Per i medicinali, la normativa europea invece prevede che per poter circolare all'interno di un determinato Stato membro, quel medicinale debba essere autorizzato dallo Stato membro che lo fa entrare. Quindi non abbiamo questa libera circolazione. Allora, anche stabilire questa distinzione è di fondamentale importanza. Facciamo un altro passo ancora in avanti, gli integratori alimentari. Anche qui abbiamo una direttiva del 2002 che ce li definisce. Anche qui una definizione che ci aiuta. Prodotti alimentari destinati a integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, simili polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce, altre forme simili di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari. Quindi anche qui una definizione che ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando. Un integratore alimentare è questa sostanza che riesce proprio a integrare, lo dice il nome stesso, la dieta normale, che quindi ci dà una fonte concentrata di sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno, che però come dire, si identifica facilmente, perché io so che la definizione prevede che debba avere una forma ben precisa, una fiala, una bustina, una pastiglia, una compressa, eccetera, eccetera, eccetera. Anche qui disciplina cosa devono essere gli integratori, come devono essere autorizzati, che tipo di informazioni devo fornire con riferimento agli integratori. E anche qui il legislatore è stato un pochino più, diciamo così, dettagliato. Altro problema, gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali, regolamento del 2006, il 1925, guardate bene che noi ci occuperemo del 1924, del 2006, quindi vuol dire che i due regolamenti sono stati adottati in parallelo, che va a precisare invece come possano essere impiegate determinate vitamine, determinati minerali che sono per giunta indicati nell'allegato, poi lo vedremo di questo regolamento, per poter arricchire questi alimenti. Vi ho riportato il secondo considerando perché? Perché il secondo considerando ci fa capire perché siamo arrivati a un regolamento sugli alimenti arricchiti, tra l'altro in via parallela al regolamento 1924 del 2006. E ci dice: il presente regolamento è inteso a disciplinare l'aggiunta di vitamine e di minerali agli alimenti, nonché l'utilizzazione di talune altre sostanze o ingredienti che contengono sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali che sono aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare un'ingestione di quantità ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di ingerire in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta equilibrata e variata o tali da rappresentare per altri motivi un rischio potenziale per i consumatori. Ancora una volta un intervento del legislatore che è a tutela del consumatore. Cioè, attenzione, questa mania di arricchire questi alimenti con vitamine, sali minerali, altre sostanze, per dare proprio al consumatore questa sensazione che quell'alimento gli dia qualcosa di più, può essere qualcosa che si ritorce contro lo stesso consumatore. Allora, c'è mancanza di norme comunitarie specifiche relative al divieto o alla limitazione dell'uso di sostanze o ingredienti che contengono sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali, ai sensi del presente regolamento o di altre disposizioni comunitarie specifiche, possono applicarsi le pertinenti norme nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato. Cioè, dove non arriva il legislatore europeo, dovrebbe arrivare il legislatore nazionale. Ma che cosa fa questo regolamento? Praticamente dice: bene, volete aggiungere qualcosa, potete aggiungere solo le vitamine e minerali che sono elencati nell'allegato primo, nelle forme e nelle quantità previste dall'allegato secondo. Quindi va a regolamentare l'arricchimento degli alimenti con vitamine e sali minerali. Ovviamente però attenzione che questo regolamento non tocca le altre disposizioni perché lascia impregiudicate le altre disposizioni previste sempre dal diritto agroalimentare europeo che riguardano gli alimenti destinati a un'alimentazione particolare che magari richiedono un arricchimento con qualche sostanza, oppure anche tutta la disciplina nuova sui novel food, gli alimenti geneticamente modificati, gli additivi alimentari, gli aromi e le pratiche trattamenti tecnologici autorizzati. Tutto questo ci fa capire allora che cosa? Che con riferimento agli
alimenti cosiddetti per la salute della salute, il legislatore non è che non si è posto il problema di andare a definirli, è andato a definirli quando gli è tornato utile per gestire determinate tipologie di alimenti, ma in tutto questo noi finora non abbiamo mai sentito menzionare gli alimenti funzionali. Abbiamo sentito parlare di alimenti destinati a una dieta particolare, che sia dei lattanti, che sia di qualcuno che deve sostituire, una parte della sua razione di alimenti giornaliera con, un alimento sostitutivo. Abbiamo parlato di integratori alimentari, di acqua e di alimenti arricchiti, ma non mi avete mai sentito menzionare gli alimenti funzionali. Che fine hanno fatto questi alimenti funzionali? Questi alimenti funzionali, in verità, non sono stati oggetto di una normativa specifica. Noi non abbiamo una normativa sugli alimenti funzionali a livello europeo e vedremo tra breve che se non l'abbiamo è anche proprio per ciò che sono gli alimenti funzionali, che ci rende difficile adottare una normativa sugli alimenti funzionali. Cerchiamo di richiamare alcune cose che probabilmente vi sono già state dette, ma che ci aiutano a capire come ci siamo mossi in Europa. Innanzitutto, questo termine alimenti funzionali da dove salta fuori? Non è un termine europeo, non l'abbiamo creato noi europei, è un termine che ci arriva dal Giappone. Il Giappone nel 1988 avvia questo progetto, questo Systemic Analysis and Development of Food Functions, che è stato supportato dal Ministero dell'Educazione, della Scienza e della Cultura. Nell'ambito di questo progetto comincia a comparire proprio nei verbali delle riunioni questa espressione alimenti funzionali per indicare degli alimenti ricchi in nutrienti che hanno la capacità di avere effetti benefici sulla salute. Questo termine alimenti funzionali in verità viene utilizzato perché in Giappone in quegli anni avevamo un grosso problema. Alla fine degli anni '80 il Giappone scopre le diete occidentali, cominciano a diffondersi le diete occidentali, questo comporta dei seri problemi di salute ai giapponesi e quindi cominciamo a correre un pochino ai ripari, richiamando l'attenzione dei giapponesi sulla necessità di adottare una dieta ottimale, facendo anche riferimento a questi alimenti funzionali, che sono alimenti che hanno qualcosina in più e che riescono ad avere un effetto benefico sulla salute. Questo termine va oltre i confini del Giappone, comincia ad essere utilizzato un po' in tutto il mondo in verità, perché gli alimenti funzionali ormai sono diffusi in tutto il mondo. Abbiamo sicuramente dei paesi che rispondono maggiormente alla seduzione degli alimenti funzionali, che sono gli Stati Uniti, il Canada, anche il Brasile sta incominciando a conoscere delle vendite abbastanza corpose di questi alimenti funzionali. Stessa cosa l'India, anche il nostro paese ci si avvicina un po'. Anche in Europa, più Europa del centro-nord che Europa del centro-sud, e questo termine comincia a circolare. Il problema è che noi dobbiamo capire che cosa sono gli alimenti funzionali per noi europei, perché il problema si poneva anche con riferimento al mercato europeo. Cosa intendiamo con alimenti funzionali? Che cos'è un alimento funzionale? Allora, che cosa succede? Che nel 1996 l'International Life Science Institute avvia un'azione concertata, cioè uno studio vero e proprio, una sorta di progetto, se volete, che ha visto coinvolti la Commissione europea, ma anche molti stakeholders, quindi anche molte imprese del settore agroalimentare, oltre a esperti scientifici in materia di alimentazione, che si sono proprio dedicati a questa functional food science in Europa. Questo progetto viene comunemente ricordato come FUFOSE, più per velocizzare la presentazione del progetto. E si è incominciato a studiare con un approccio scientifico che sia basato sulle evidenze della scienza, come si possano produrre, sviluppare dei prodotti alimentari che possano darci qualcosa in più in termini di effetti benefici sulla nostra salute, cioè che non si limitano a darci un apporto nutritivo, che non si limitano a darci energia e gli elementi nutrizionali dei quali abbiamo bisogno, ma che abbiano anche un effetto benefico sulla nostra salute, magari perché riducono il rischio di contrarre determinate malattie o di accentuare la propensione a determinate malattie o semplicemente perché aumentano il nostro stato di benessere psicofisico. In questo progetto, meglio da questo progetto, nella seconda metà degli anni '90 esce una definizione tecnica, che è al momento l'unica che noi abbiamo in Unione Europea. Non abbiamo una definizione giuridica, ma abbiamo una definizione tecnica. L'alimento funzionale come viene definito? Viene definito in questo modo.
Un alimento può essere considerato funzionale se si dimostra soddisfacentemente che esso può implicare un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell'organismo, al di là di adeguati effetti nutritivi, in modo da risultarne un evidente miglioramento dello stato di salute e di benessere e o una riduzione del rischio di malattia. Un alimento funzionale deve restare alimento, deve mostrare i suoi effetti nella quantità che ci si può aspettare vengano normalmente consumati con la dieta, non è quindi né una pillola né una capsula, ma parte del normale regime alimentare. Allora, cerchiamo di soffermarci un attimo su questi alimenti funzionali. Alla luce di questa definizione mettiamo a fuoco le caratteristiche che devono avere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista scientifico. Caratteristiche devono essere funzionali, quindi devono contribuire al miglioramento, al mantenimento di un buono stato di benessere e di salute, svolgendo un ruolo fisiologico che va oltre ed è comunque indipendente rispetto a quello assicurato dall'assunzione dei nutrienti. Quindi questo alimento mi nutre, mi dà energia esattamente come tutti gli altri alimenti, ma mi deve dare anche qualcosina in più. Deve essere in grado di contribuire a questo stato di benessere psicofisico generale oppure anche eventualmente a ridurre il rischio di malattie. Deve avere però l'aspetto di un alimento convenzionale, quindi non può essere una pillola, non può essere una bustina, non può essere una fiala, si deve proprio presentare nella forma di un alimento convenzionale, un biscotto. Un alimento funzionale è un biscotto al quale io ho aggiunto qualcosa o ho tolto qualcosa, sul quale ho fatto qualcosa che ora vedremo che cos'è, e ha fatto sì che quel biscotto non mi dà soltanto l'energia che mi darebbe un normale biscotto, non mi dà l'apporto nutrizionale che mi darebbe un normale biscotto, ma mi dà anche qualcos'altro che aumenta il mio benessere psicofisico, che magari mi aiuta a tenere a bada il rischio di contrarre determinate malattie. Ci devono essere degli ingredienti naturali e non di sintesi. Deve essere consumato come parte della dieta comune, che significa che io dovrei avere un beneficio sulla mia salute assumendo una porzione standard di quell'alimento. Non devo mangiare una quantità industriale perché l'effetto si produca. Una porzione standard deve essere in grado di trasmettermi quell'effetto benefico che mi consente di qualificarlo come alimento funzionale. Deve avere, e questa è la parte molto importante, forse più importante di questa definizione tecnica, però un effetto che sia misurabile e validato da solide prove scientifiche su almeno una delle funzioni bersaglio stabilite. Occorre cioè che la scienza mi dimostri che quell'alimento è in grado di svolgere quelle che vengono chiamate le funzioni bersaglio, ad esempio può incidere sulla crescita, sullo sviluppo, sulla differenziazione cellulare, può regolare il metabolismo basale, può incidere sul mantenimento della struttura e sulla funzionalità del DNA mediante protezioni da specie ossidanti, può regolare le funzioni intestinali, può regolare il sistema cardiovascolare. Ovviamente questi sono esempi di funzioni bersaglio per darmi un'idea di quale possa essere l'impatto che questi alimenti funzionali possono avere e perché sono così interessanti. Non solo, cerchiamo di capire alla luce di questa definizione che cosa possono essere questi alimenti funzionali, perché la definizione è molto ampia se ci pensate. Gli alimenti funzionali proprio in questo progetto vengono definiti come alimenti naturali. Ci possono essere degli alimenti naturali che così come sono alimenti funzionali, sono alimenti di darci energia, apporto nutrizionale, ma anche qualcosina in più. Io vi ho riportato due esempi, che fa sempre anche la professoressa Pellegrini, che sono i broccoli e il pesce. I broccoli, se voi mangiate una porzione di 2 etti, mi pare, al giorno di broccoli, hanno tutta una serie di effetti benefici sulla vostra salute. A qualcuno non piacciono, però se li mangiate fanno bene, dovrebbero anche, come dire, consentire di eliminare tutta una serie di sostanze, come dire, tossiche per il nostro organismo. Il pesce, se mangiate 3 porzioni di pesce a settimana, vi regola questa porzione di pesce, vi dà tutta una serie di effetti benefici sulla vostra salute. Oppure possono essere alimenti ai quali sono andato ad aggiungere un componente. Vi ho indicato il latte con aggiunta di omega 3. Aggiungo un elemento, lo arricchisco, quel latte riesce, grazie alla presenza dell'omega 3, ad avere un buon impatto su quella funzione bersaglio che abbiamo individuato che riguarda il sistema cardiovascolare.
Alimenti dai quali sia stato rimosso un componente. Io posso andare a rimuovere un componente e rimuovendo un componente dall'alimento faccio sì che quell'alimento sia in grado di avere un effetto benefico sulla salute. Oppure un alimento nel quale vado a modificare le caratteristiche di uno o più componenti, o alimenti in cui vado a modificare la biodisponibilità di uno o più componenti, oppure anche posso fare delle combinazioni, cioè prenderne alcuni di questi, aggiungo una cosa, modifico le caratteristiche di un più componente e ho il risultato di avere questo alimento funzionale. Allora, tutto questo ci fa capire che cosa? Che questi alimenti funzionali, così come li abbiamo presentati, possono essere destinati o all'intera popolazione, quindi a tutti i consumatori, o anche a gruppi specifici di consumatori che magari hanno, che ne so, una propensione verso un certo tipo di patologia. Io devo mantenere, ad esempio, il colesterolo basso, riesco con gli alimenti funzionali ad avere un effetto benefico sulla mia salute che mi consente di raggiungere il mio obiettivo. Il problema grosso è quello di garantire che quel prodotto effettivamente, scientificamente, quel sufficientemente dimostrato, significa che è la scienza che ci deve dire che quel prodotto effettivamente apporta quell'effetto benefico. Non ci possiamo affidare, come dire, a dichiarazioni estemporanee. Dobbiamo avere le prove scientifiche, ci devono essere delle certificazioni ufficiali di controllo. Ancora, abbiamo detto, rimane un alimento, deve essere una porzione standard, quindi vuol dire che deve rientrare in quella che è la nostra dieta giornaliera, cioè rientra nel contesto dell'abituale alimentazione giornaliera, non deve essere qualcosa di particolare. Ecco perché avete le paste funzionali, adesso è tutto funzionale in commercio, biscotti funzionali, il riso funzionale. Questa commercializzazione di questi prodotti però deve anche essere fatta in modo tale da far capire al consumatore di che cosa stiamo parlando, perché il consumatore deve ricevere una informazione che sia il più possibile chiara, in modo tale proprio da non essere fuorviato nella scelta e soprattutto dobbiamo essere sicuri che nel momento in cui un'impresa alimentare comunica al consumatore che l'alimento è funzionale, ci sia dietro un accertamento scientifico, perché altrimenti tutto il palco non regge. Nel 2001 allora la Commissione europea che cosa fa? Un altro progetto, questo progetto Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods, il PASS-CLAIM, sempre sotto il coordinamento di questa International Life Science Institute, che serve a chiarire come dobbiamo comunicare ai consumatori particolarità presenti nell'alimento tali da avere un'incidenza anche sulla salute, sulla sua salute. Da questo studio che è stato condotto è poi emersa l'adozione proprio di una serie di regole specifiche sulla comunicazione ai consumatori. Prima di guardare le nostre regole, però, richiamo la vostra attenzione su ciò che è successo in Giappone. Il Giappone ha inventato l'espressione alimenti funzionali nel 1988, alcuni riportano il 1984, sicuramente nella seconda metà degli anni '80, ma subito dopo è corso ai ripari, introducendo un sistema di comunicazione Foshu. Questo sistema di comunicazione si riferisce agli alimenti per specifiche necessità connesse alla salute o per specifici usi salutari. Gli alimenti salutari. A un certo punto che cosa si è deciso di fare? Si è deciso di impedire l'impiego dell'espressione alimenti funzionali, di impiegare l'espressione alimenti salutari, ma soltanto agli alimenti che potevano beneficiare di questo marchio. Quindi si andava a verificare sulla base di prove scientifiche, il Dipartimento della Salute andava a verificare sulla base di prove scientifiche che effettivamente quegli alimenti potevano avere, o meglio avevano un impatto positivo sulla salute dei consumatori solo laddove si fosse stati in grado di dimostrare l'esistenza di un impatto positivo sulla salute, si poteva essere ammessi a utilizzare questo claim, questa indicazione. Una soluzione quindi, se volete, specifica con riferimento proprio agli alimenti salutari. Vi ho riportato l'esempio del primo, diciamo così, quello che viene considerato il primo alimento funzionale, che è stato commercializzato in Francia, questa Five Mini, questa bevanda che è stata una delle prime che ha ottenuto proprio il marchio Foshu e che è stata presentata poi in commercio con questo marchio, che fa capire che è un alimento che contiene un ingrediente ulteriore, un ingrediente funzionale, che è questo polidestrosio, che è stato associato proprio a dei benefici per la salute.
Quindi anche in Giappone il problema è non tanto la composizione, non tanto quello che vado a fare, ma cosa comunico al consumatore. Noi che cosa abbiamo fatto in Europa? Abbiamo adottato anche noi una normativa che però guarda una soluzione generale, cioè dettiamo con un regolamento, il regolamento 1924 del 2006, una disciplina specifica che riguarda tutte le indicazioni cosiddette nutrizionali e sulla salute, tutte le informazioni che forniamo al consumatore per sottolineare peculiarità che l'alimento ha sotto il profilo nutrizionale oppure con riferimento all'impatto che ha proprio sulla salute. Ragazzi, io sto andando avanti, ce la fate? Volete fermarvi qualche minuto? Ok. Cosa sono indicazioni nutrizionali sulla salute disciplinate da questo regolamento? Ve ne ho riportate alcune. Allora, alcune possono essere semplicemente delle indicazioni che vanno a dirci che quell'alimento, come sotto il profilo dell'apporto energetico, sotto il profilo di alcuni elementi nutrizionali, ci dà di più o di meno. Per esempio, senza zuccheri aggiunti, Coca-Cola Light o tutti i prodotti light che ci sono in commercio, oppure povero di sodio. Ce ne sono però altre indicazioni ricco di fibre che possono anche avere, come dire, un riferimento all'impatto che hanno sulla salute. Riduce il colesterolo oppure ridotto contenuto di colesterolo. Questa è un'indicazione che va a guardare a un impatto positivo che quell'alimento può avere nel momento in cui noi lo assumiamo. Il legislatore europeo decide di intervenire perché intanto vede che queste informazioni, soprattutto all'inizio degli anni 2000, sono diventate tantissime. Le indicazioni nutrizionali sulla salute, attenzione bene, che sono indicazioni volontarie, cioè cosa significa? L'operatore del settore alimentare deve fornire al consumatore una serie di informazioni che sono obbligatorie. Tutti quanti devono fornire lo stesso tipo di informazioni sugli alimenti. Poi ci possono essere delle informazioni che invece l'operatore del settore alimentare sceglie lui di fornire al consumatore. In questo ambito delle informazioni volontarie, a un certo punto abbiamo visto nel 2000 che tutti si affidavano a queste informazioni volontarie che ovviamente esercitavano una forte capacità di richiamo, dire light, senza zuccheri aggiunti, senza zuccheri, richiamava l'attenzione del consumatore, allora gli operatori del settore alimentare per mettere in evidenza i loro prodotti aggiungevano queste informazioni. Allora il generatore dice attenzione, fermiamoci un attimo, dobbiamo chiarire che tipo di informazioni possiamo fornire, quali possiamo utilizzare. Posso scrivere o mangi questa pasta oppure passerai a miglior vita nel giro di 20 giorni? Posso scrivere un'indicazione di questo tipo? Posso usare una cosa del genere in una pubblicità? Oppure mangia solo la mia mozzarella, se mangi la mia mozzarella perderai 10 kg in 2 giorni. Posso scriverlo? E questa è un'indicazione nutrizionale di fatto. Quindi bisogna chiarire quali potessero essere usate e quali no. Altra cosa, anche quando io scrivo senza zuccheri aggiunti, è vero o non è vero? C'è una prova scientifica che è senza zuccheri aggiunti? Chi lo dimostra che è senza zuccheri aggiunti? Oppure quando dico riduce il colesterolo, è vero o non è vero? Chi lo dimostra se è vero o no? Ancora, dobbiamo andare a vedere quando sono vere, se hanno un appoggio, se hanno un fondamento scientifico, possibilmente, visto che dettiamo una disciplina che riguarda tutta l'Unione Europea, diamoci una regolata, cioè usiamo tutte le stesse espressioni in modo tale che light vuol dire la stessa cosa in Francia, vuol dire la stessa cosa in Italia, vuol dire la stessa cosa in Spagna. Oppure senza zuccheri aggiunti ci sarà un margine di tollerabilità, deve essere uguale per tutti i Paesi membri, perché sennò diventa una gran confusione. Allora io che commercializzo il mio prodotto in Italia come light, in Francia non lo posso commercializzare perché light in Francia vuol dire qualcosa di diverso, allora devo cambiare l'etichetta del mio prodotto. Allora chiariamo che per tutti light vuol dire una cosa soltanto. Ancora dobbiamo limitare l'uso di queste indicazioni che possano trarre in inganno, che non siano veritiere. Ecco che allora il legislatore entra in gioco con questa normativa, un regolamento che assicura quindi regole uniformi, che consente, attenti bene, l'impiego delle indicazioni nutrizionali sulla salute, perché il legislatore europeo si rende conto di non poterle vietare, perché in alcuni casi sono vere. È vero che in alcuni casi il prodotto ha un contenuto di sale più basso, oppure che gli zuccheri non sono stati aggiunti o che sono stati addirittura sottratti, o è vero che l'alimento può effettivamente ridurre il colesterolo. Allora, proprio perché non può vietare queste indicazioni, perché in alcuni casi corrispondono al vero, decide di normarle. E cosa fa? Adotta questo regolamento che poi successivamente è anche stato modificato perché sono entrate in vigore altre normative, però tendenzialmente la struttura è rimasta uguale, in cui ci dà prima di tutto delle definizioni, ci dice un'indicazione che cos'è? Un messaggio, una rappresentazione, quindi posso anche avere una rappresentazione grafica, attenzione bene,
Non obbligatorio, ecco perché siamo nel campo delle indicazioni volontarie, in base alla legislazione europea o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche, simboliche in qualsiasi forma che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento ha delle caratteristiche particolari. Quindi capiamo subito che questa indicazione, che comunemente viene chiamata claim, perché rende di più il termine claim, serve ad attirare l'attenzione su che cosa? Sul fatto che quell'alimento ha delle caratteristiche diverse dagli altri alimenti della stessa tipologia che sono in commercio. La mozzarella è sempre mozzarella, ma se ha il claim light ci fa capire che con ogni probabilità avrà un apporto di grassi inferiore e quindi attira l'attenzione del consumatore che magari è sensibile a quel profilo. Poi ci dà le definizioni di indicazioni nutrizionali. Le indicazioni nutrizionali sono quelle che guardano all'energia, cioè al valore calorico che quell'alimento mi apporta, che può essere o superiore rispetto agli alimenti della stessa tipologia, oppure può anche essere inferiore. Oppure guarda l'indicazione nutrizionale anche alle sostanze nutritive, oppure di altro tipo che contiene o contiene in proporzioni ridotte o contiene in proporzioni superiori. Quindi andiamo a vedere tutto ciò che riguarda l'apporto nutritivo all'energia rientra nelle indicazioni nutrizionali. Quindi lo spartiacque è energia, apporto nutrizionale, quindi elementi nutritivi, indicazione nutrizionale. Quando invece ragioniamo di indicazione sulla salute, stanco lui, fa invece riferimento a una indicazione che riguarda in buona sostanza il legame che può esserci tra un alimento, una categoria di alimenti e i suoi componenti e la salute. Quando invece io guardo o faccio un cenno, suggerisco, sottintendo, affermo che se io mi nutro con quell'alimento c'è un impatto, allora sto parlando di indicazione sulla salute. All'interno delle indicazioni sulla salute un'attenzione particolare viene dedicata alle indicazioni che riguardano la riduzione di un rischio di malattia, perché ci possono anche essere delle indicazioni che affermano, suggeriscono, sottintendono che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento di un certo tipo oppure di un suo componente può andare a ridurre significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. E quindi qui presto un po' di attenzione perché è ovvio che il fatto che un alimento possa ridurre il rischio di una malattia ha un'attrattiva pazzesca sui consumatori, quindi devo fare molta attenzione a come lo utilizzo e anche, lo vedremo tra breve, a vietare un certo tipo di impiego di queste espressioni. Perché vi ammorbo con le definizioni? Perché la disciplina che trovate nel regolamento 1924 del 2006 con riferimento alle indicazioni nutrizionali e alle indicazioni sulla salute è in parte diversa. C'è una parte comune che sono dei principi generali, delle condizioni generali, un presupposto che deve sempre esserci e poi a un certo punto la disciplina si divide in due. Una parte viene dedicata alle indicazioni nutrizionali, nei confronti delle quali il legislatore europeo è molto più morbido, una parte dedicata alle indicazioni sulla salute, nei confronti delle quali invece il legislatore europeo è molto più severo. Abbiamo detto indicazioni nutrizionali, energia, elementi nutritivi, indicazioni sulla salute, impatto sulla salute. Gli alimenti funzionali, quindi, sono interessati dalla seconda tipologia di indicazioni, cioè dalle indicazioni sulla salute, perché abbiamo detto che noi non guardiamo quando definiamo un alimento come funzionale all'apporto energetico o all'elemento nutritivo, perché quelli devono essere uguali agli alimenti ai quali appartengono. Devo avere qualcosa in più, quel qualcosa in più è l'effetto benefico sulla salute. Quindi vuol dire che con riferimento agli alimenti funzionali io utilizzerò le indicazioni sulla salute e allora è quella parte del regolamento che ci interesserà maggiormente. Andiamo a vedere velocemente. Principi generali e condizioni generali, quindi valgono anche per le indicazioni sulla salute e presupposto che valgono anche per le indicazioni sulla salute e poi entriamo un pochino più nel dettaglio con riferimento alle indicazioni sulla salute. Principi generali. Attenzione molto bene, i claims non possono, queste indicazioni che siano nutrizionali, che siano sulla salute, non possono incoraggiare o indurre a tollerare il consumo eccessivo di un elemento, quindi non devono spingere a consumare troppo dell'alimento che è accompagnato dall'indicazione nutrizionale o dall'indicazione sulla salute. Non possono fare riferimento a cambiamenti corporei, nelle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore sia mediante testo scritto, sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.
Non devono essere falsi, non devono essere ambigui, non devono essere fuorvianti, non devono far venire il dubbio al consumatore che altri alimenti, magari appartenenti alla stessa tipologia, non sono sicuri oppure non sono adeguati sotto il profilo nutrizionale e non devono mai, questo è un punto fondamentale, affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Vuol dire che questo è la dieta più varia è, ovviamente sono una particolare problemi di salute, è già di per sé sufficiente. Quindi tutto questo è un qualcosa in più. Non possiamo far passare la linea che o ci alimentiamo con alimenti funzionali oppure non siamo in grado di mantenere quello stato di completo benessere psicofisico che dobbiamo mantenere. Condizioni generali. Li possiamo usare solo ovviamente se questa presenza o assenza o contenuto ridotto di un alimento, qua bisognerà vedere, o di una sostanza nutritiva o di un altro tipo, effettivamente ha un effetto nutrizionale o fisiologico, quindi dobbiamo dimostrarlo e vedremo tra breve che dobbiamo dimostrarlo, lo dice anche qui, sulla base di prove scientifiche, quindi dobbiamo sempre dimostrare scientificamente che l'effetto c'è. La sostanza deve essere presente nel prodotto finale in una quantità significativa, ovviamente in una quantità tale da produrre l'effetto o nutrizionale o fisiologico che noi vogliamo produrre, oppure bisogna specificare se non è eventualmente presente. Dobbiamo assolutamente, se è il caso, specificare che la sostanza nutritiva o di un altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma che il nostro organismo è in grado di utilizzare, perché se anche c'è, ma il nostro organismo non è in grado di utilizzarla, è chiaro che quell'indicazione non serve a niente perché non si produrrà nell'effetto nutrizionale, tra virgolette, nell'effetto sulla salute. E ovviamente la quantità deve essere tale che noi possiamo avere, diciamo così, questo effetto benefico, che può essere un effetto nutrizionale oppure un effetto fisiologico, assumendo una quantità, diciamo così, normale, regolare di quell'alimento. Poi c'è un'ulteriore specificazione in queste condizioni specifiche, per condizioni generali, perché ci viene anche specificato che oltre a rispondere a queste regole che sono uguali per tutti, poi le indicazioni nutrizionali devono rispettare le regole specifiche che sono previste nel capo terzo e nel capo quarto di questo regolamento. Il capo terzo è dedicato alle indicazioni nutrizionali. Guardate bene il numero di articoli che sono dedicati alle indicazioni nutrizionali, 2. Guardate il numero di articoli che sono dedicati alle indicazioni sulla salute, molti di più. Questo perché il legislatore europeo si preoccupa delle indicazioni sulla salute, non delle indicazioni nutrizionali, che sono quelle che lo mettono un pochino più in angoscia proprio. Attenzione bene che c'è un altro punto importante, vi dice le indicazioni nutrizionali e le indicazioni sulla salute sono permesse se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione. Attenzione ovviamente che stiamo parlando sempre di alimenti, come dire, pronti all'uso, questa è una specificazione ulteriore, quindi alimenti preimballati che sono pronti ad essere consegnati al consumatore. Perché vi ho sottolineato il consumatore medio? Non dimenticate mai qual è il parametro soggettivo di riferimento di tutta la normativa europea in materia di tutela dei consumatori. Tutti ci nutriamo, ma noi consumatori non siamo tutti uguali. C'è quello un po' più attento, quello che si informa, quello che non gliene frega nulla, quello che compra, fa la spesa a occhi chiusi. Allora, inevitabilmente per stabilire il livello di tutela noi dobbiamo scegliere un parametro di riferimento, perché se volessi tutelare solo quelli più bravi, lascerei fuori quelli più deboli. Quelli più deboli probabilmente sono un po' troppi. Allora scegliamo un parametro che è quello del consumatore medio, la Corte di Giustizia che l'ha stabilito. Questo regolamento però guarda non soltanto al consumatore medio, come tutte le altre normative europee in materia di tutela dei consumatori, ma guarda anche al consumatore vulnerabile. Il consumatore vulnerabile è una specificazione della figura del consumatore medio, cioè io devo andare a vedere se quell'alimento è destinato a una categoria specifica di consumatori, al membro medio di quella categoria, perché ci possono essere dei consumatori che sono più sensibili a determinati messaggi di altri. Abbiamo visto invecchiamento della popolazione. Come io comunico a una persona anziana e come io comunico a una persona che non è anziana è completamente diverso. È chiaro che l'anziano è più vulnerabile nei confronti di certe informazioni. Se io dico che ha problemi cardiovascolari e gli do una comunicazione che gli dice mangia questo piatto di minestra e vedrai che il tuo cuore funzionerà alla grande,
è chiaro che per quell'anziano che ha quella preoccupazione, l'impatto che può avere quell'informazione è diversa. Quindi io per vagliare l'ingannovalezza, per vagliare l'impatto che la comunicazione deve avere, vado a verificare anche qual è il membro medio di quel gruppo. Stessa cosa per i bambini. I bambini sono chiaramente dei consumatori diversi da un consumatore adulto, quindi dobbiamo prestare più attenzione quando comunichiamo, soprattutto con riferimento ai prodotti alimentari, ai bambini, perché è inevitabile che per i bambini, pensate a tutte le pubblicità che passano in orario pomeridiano durante i cartoni animati, il messaggio che arriva che riguarda le merendine o la bibita gassata, sono tutti no, messaggi che vengono studiati in un certo modo perché il bimbo ha una reazione completamente diversa da quella che ha l'adulto. Poi uno dice, vabbè, ma il bimbo non compra, sì, però poi fa pressione sull'adulto affinché compri, lo porta allo sfinimento, quindi inevitabilmente dobbiamo calibrare anche questo tipo di comunicazione. Altro elemento fondamentale, la fondatezza scientifica. Dobbiamo avere sempre un accertamento scientifico di quelle che sono le, diciamo così, la prova scientifica che effettivamente quel prodotto ha un apporto nutrizionale diverso oppure che può avere un effetto benefico sulla salute. Percorso vi dicevo che poi si divide in 2. Indicazioni nutrizionali. La norma è molto chiara, dice: le indicazioni nutrizionali sono consentite, ve l'ho sottolineato perché dice proprio così la disposizione normativa, purché vengano rispettati i principi generali, le condizioni generali e le disposizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali. Vengono addirittura indicate tutte queste indicazioni nutrizionali che possono essere usate nell'allegato al regolamento. Se voi prendete l'allegato trovate light significa che cosa? E l'alimento che presenta le caratteristiche descritte alla voce light può fregiarsi delle indicazioni nutrizionali light, senza zuccheri aggiunti. Che cosa significa? Significa che può avere un margine di zucchero pari a, oppure che ne so, povero di grassi vuol dire che ha tot di grassi in meno rispetto a un'altra tipologia di alimento. Vi viene descritto in modo tale che in tutta Europa, in Francia, in Germania, in Spagna, chiunque utilizzi quell'espressione deve utilizzarla con riferimento a un prodotto che ha quelle caratteristiche. Allegato ovviamente che può essere modificato perché magari, che ne sappiamo, un operatore del settore alimentare si inventa una nuova indicazione nutrizionale, deve ovviamente essere autorizzata dalla Commissione europea, quindi la Commissione europea quando l'autorizza può inserirla nell'allegato e può modificarlo, quindi lo può aggiornare. Però vedete il sistema è molto snello. L'Unione Europea mi dice quando posso usare l'indicazione nutrizionale, che caratteristica deve avere l'alimento, lo sanno tutti, è uguale per tutti, se uno vuole uniformarsi la può usare. Indicazioni sulla salute, la norma cambia completamente tenore, perché dice le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai principi generali, non siano conformi alle condizioni generali, non siano conformi ai requisiti specifici richiesti dal regolamento. Perché possano essere autorizzate queste indicazioni sulla salute devono seguire una procedura molto complessa, una procedura in verità che è distinta, ora lo vedremo a seconda della tipologia di informazione, che però di fatto prevede che cosa? Che la scelta finale spetta alla Commissione europea se autorizzare o meno e dobbiamo per forza di cose passare attraverso il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che è un parere scientifico, perché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è un'autorità scientifica, un'autorità indipendente composta da esperti che vanno a verificare dal punto di vista scientifico se effettivamente è vero ciò che ci sta dicendo l'operatore del settore alimentare. Un altro elemento molto importante sul quale richiamo la vostra attenzione è la dichiarazione nutrizionale. Quando un alimento adesso la dichiarazione nutrizionale, sia chiaro, è obbligatoria per tutti gli alimenti dal 2016, per tutti gli alimenti preimballati, che siano chiusi in un involucro, che siano chiusi, in un imballaggio specifico. Attenti bene che per le indicazioni nutrizionali sulla salute, meglio, per gli alimenti accompagnati da indicazioni nutrizionali sulla salute, lo era già obbligatorio. Nel momento in cui è entrato in vigore il regolamento del 2006, in verità anche prima, c'era qualcosa di simile, una direttiva, del '90, ma insomma non complichiamo troppo il quadro, sicuramente la dichiarazione nutrizionale doveva esserci. Il regolamento del 2006, il 1924, stabiliva che se l'operatore del settore alimentare voleva accompagnare volontariamente il suo alimento con un'indicazione nutrizionale, un'indicazione sulla salute, doveva per forza di cose inserire la dichiarazione nutrizionale. Perché questo? Perché
Molte volte, questo ce l'ha dimostrato tra l'altro proprio la Pellegrini in un incontro che abbiamo fatto, la professoressa Pellegrini, molto interessante, ci ha fatto vedere come un alimento che era accompagnato da un'indicazione nutrizionale, non mi ricordo se esaltasse per esempio ricco di fibre, nella dichiarazione nutrizionale effettivamente dimostrava che le fibre per quantitativo previsto erano molte e quindi effettivamente l'indicazione nutrizionale ci stava, ma poi dimostrava anche con la tabella nutrizionale sotto gli occhi che c'era un altissimo contenuto di sodio. Questo allora per richiamare l'attenzione del consumatore sul fatto che sì, tu puoi accompagnare un alimento con un'indicazione nutrizionale, ma non è detto che l'apporto nutrizionale complessivo di quell'alimento sia quello più adeguato per la tua salute. Quindi devi prestare attenzione all'intera dichiarazione nutrizionale. Stessa cosa con riferimento ovviamente agli alimenti per la salute, in questo caso ancora di più. Quindi anche in questo caso indicazione della salute, noi diremmo chiama dichiarazione nutrizionale. Ci deve sempre essere per darci un'idea precisa di tutto ciò che c'è nell'alimento. Questa è la disposizione alla quale vi facevo riferimento io prima, vedete come proprio è chiarissima, sono vietate, l'approccio non è di apertura, l'approccio è di chiusura. Quelle che abbiamo sono eccezioni, che si basano sulle regole previste da questo regolamento. Abbiamo poi tutta una serie di requisiti specifici ulteriori rispetto a quelli che abbiamo già visto. Vedete com'è più snella la disciplina delle indicazioni nutrizionali. Per indicazione sulla salute andiamo a specificare ogni elemento. Ad esempio, dobbiamo per forza inserire nella pubblicità, nell'etichettatura, nella presentazione, se vogliamo usare un'indicazione sulla salute, la precisazione comunque che una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono già abbastanza, quindi lo dobbiamo specificare. Dobbiamo specificare la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico. Eventualmente possiamo avere anche una indicazione che richiama l'attenzione di chi dovrebbe evitare il consumo di un determinato alimento sul quale magari ho fatto un'aggiunta per poter raggiungere una determinata funzione fisiologica, oppure un'avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare anche un rischio per la salute se sono consumati in quantità eccessive, perché c'è anche questo problema. Ancora, altre specificazioni, restrizioni. Non possiamo utilizzare indicazioni sulla salute che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo di quell'alimento, oppure quelle che fanno riferimento alla percentuale, all'entità della perdita di peso, perché ovviamente questo non può essere standardizzato, dipende dalla persona, quindi l'effetto che ha quell'alimento. Ancora, indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico. Se c'è un'associazione di medici, di quelle riconosciute dal regolamento sulla base dell'articolo 11, ok, ma se c'è un unico medico che dice che fa bene mangiare il latte al quale è stato aggiunto un determinato elemento perché produce determinate conseguenze sulla salute, quello non è reputato sufficiente. Ci sono poi due norme specifiche nel regolamento che riguardano proprio le indicazioni che il più delle volte ci fanno capire che siamo di fronte ad un alimento funzionale, che sono le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e le indicazioni invece sulla riduzione dei rischi di malattia e le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. Le seconde, quelle che sono previste dall'articolo 14, sono quelle che sono sottoposte a una procedura di autorizzazione molto più severa delle precedenti, perché ovviamente stiamo guardando destinatari particolari, bambini, e soprattutto quelle che menzionano la riduzione del rischio di malattia. Il timore abbiamo che poi il consumatore si affidi al consumo di un alimento pensando di aver risolto il suo problema e non presta attenzione ad altre tipologie di alimenti. Procedura di autorizzazione molto dettagliata, io ve l'ho un po' semplificata per non ammorbarvi, anche perché immaginavo che saremmo arrivati in chiusura su questo tema, quindi non vi posso descrivere tutti i passaggi, ma quello che mi preme è sottolineare questo. Ovviamente c'è sempre un passaggio presso un'autorità nazionale, nel nostro caso il Ministero della Salute. Io impresa voglio impiegare una particolare indicazione sulla salute, quindi preparo tutto il mio report con tutte le indicazioni necessarie, passo il primo vaglio, che è quello della mia autorità nazionale. La richiesta arriva a livello europeo, nel momento in cui arriva alla Commissione europea, immediatamente vengono informati tutti gli altri Stati membri, perché magari gli altri Stati membri possono avere interesse anche loro a quell'indicazione sulla salute o possono opporsi, oppure ci sono degli studi scientifici che sono stati fatti che hanno comprovato diverse cose. A quel punto la palla passa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che è severa all'inverosimile. Tenete presente che su migliaia di richieste ne sono state approvate un centinaio, poche centinaia. Perché? Perché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare richiede l'espletamento di un processo che
prevede anche che l'alimento venga testato. Non so se ve l'hanno detto le colleghe di agraria, ma è un procedimento molto lungo in cui avete i consumatori, dovete seguirli per un determinato tempo, farli mangiare sempre quell'alimento, prendere dei campioni anche, come dire, organici per capire se l'effetto si è prodotto o meno. Tutte queste prove scientifiche devono poi essere sottoposte all'Unione Europea, all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Dal parere dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare dipende la decisione della Commissione Europea. È vero che è un parere, è vero che non è espressamente vincolante, ma se l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare dice no, la Commissione Europea nega l'autorizzazione, sempre. Se dice sì, ovviamente l'autorizza. A quel punto ci sono degli appositi elenchi, due elenchi diversi per le indicazioni che sollecitano il riferimento al rischio, diciamo così, alla prevenzione del rischio di correre una malattia e che riguardano i bambini e l'altro invece per le altre indicazioni sulla salute, tutto confluisce in un registro europeo in cui trovate anche le indicazioni nutrizionali e quindi non solo quelle sulla salute divise in questi due elenchi, ma trovate con una grande trasparenza anche tutte le richieste che sono state fatte e tutte le ragioni per le quali la Commissione europea ha rifiutato l'autorizzazione. Quindi anche gli studi che vengono fatti dall'autorità europea che vi dice questo no, e se andate a vedere, nella stragrande maggioranza dei casi il no arriva perché le prove scientifiche non sono sufficienti e quindi viene respinta l'indicazione. Una volta però che sono autorizzate queste indicazioni, che sono contemplate in questo elenco, che sono ovviamente inserite in questi registri, possono essere utilizzate da tutti coloro che garantiscono il rispetto delle condizioni previste. Quindi è un sistema aperto, non ho un'esclusiva, sì. Allora, in alcuni casi c'è un'esclusiva che dipende dalle formule che vengono impiegate, perché ovviamente anche qui avete sempre la tutela della proprietà industriale, altrimenti il vantaggio dell'operatore che le mette in commercio non si sa qual è, però tendenzialmente se un'indicazione è stata registrata e non rispetta le condizioni la può utilizzare. Chiudiamo gli ultimi 2 minuti con alcune criticità. Mh? Allora, intanto questa definizione di alimenti funzionali non ce l'abbiamo, io temo che non ce l'avremo mai, in questo devo concordare con, la collega Pellegrini, probabilmente non c'è l'interesse ad averla dal punto di vista giuridico, perché questi alimenti funzionali possono essere tante cose diverse, nel senso che possono essere un broccolo, possono addirittura in questo elenco, in questo registro, non so se ve l'ha ricordato la collega, ci sono 3 alimenti naturali, solo 3 alimenti naturali che sono stati riconosciuti espressamente come capaci di avere, diciamo così, questa funzione di impatto benefico sulla salute, possono quindi essere accompagnate da delle indicazioni sulla salute, che sono le noci, l'acqua e non mi ricordo il terzo in questo momento. Comunque le noci con una porzione ben determinata, non so, una porzione, 3 noci al giorno aiutano a mantenere il sistema cardiovascolare in un ottimo stato, 2 litri di acqua mantengono, che ne so, il metabolismo a livelli ottimali. Quindi abbiamo pochi alimenti naturali, tra un po' vi spiego anche perché qui c'è un inghippo normativo, ma proprio perché abbiamo tutta questa grande diversità, prodotto naturale, prodotto arricchito, prodotto impoverito, prodotto combinato, prodotto non combinato, con ogni probabilità non si riesce a trovare una definizione che vada bene per tutti. Questo però ci crea dei problemi, inevitabilmente. Perché? Perché in alcuni casi questo concetto di alimento funzionale molto ampio che ricaviamo dalla definizione tecnica ricade in alcune discipline che già ci sono. Per esempio, gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali sono alimenti funzionali, perché io sono andata ad arricchire l'alimento con una componente che serve ad avere, in teoria, un effetto benefico sulla salute. Oppure nei novel food, nel regolamento del 2015, rientrano un alimento funzionale, ad esempio, potrebbe essere anche un novel food, cioè inteso come novel food se per esempio un alimento che in Giappone o in India o in altri paesi è da tempo impiegato e invece all'interno dell'Unione Europea non lo è, quindi entra come alimento nuovo e io devo assoggettarlo a quella disciplina. Quindi abbiamo un problema proprio di sovrapposizione di categorie, di tipologie di alimenti e anche di normative. Altro problema grossissimo che abbiamo riguarda il coordinamento con la disciplina sulla fornitura di informazioni ai consumatori di alimenti. Il regolamento 1169 del 2011 che vi citavo prima contempla una disposizione che è l'articolo 7, che è rubricata pratiche leali di informazioni, che non si applica però solo alle indicazioni obbligatorie. Cosa intendo per indicazioni obbligatorie? Per capirci, se qualcuno di voi ha una merendina in tasca, la guardi, vedete che ci sono una serie di indicazioni in etichetta che devono essere fornite obbligatoriamente, la lista degli ingredienti, la presenza di allergeni,
la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Tutte queste sono quelle che tutti gli operatori sono obbligati a fornirvi. Poi ci sono quelle volontarie. Il regolamento dedica 2 disposizioni specifiche alle informazioni volontarie, ma in modo particolare questa disposizione che riguarda le pratiche leali di informazione dei consumatori, l'articolo 7, si applica a tutte le informazioni che voi fornite al consumatore, siano volontarie o siano obbligatorie. Ora, questa norma ci mette un po' in difficoltà. Perché? Ci dice che le informazioni non devono indurre in errore, notate bene, per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento, quindi la natura, le proprietà, l'identità, la composizione, eccetera, o attribuendo al prodotto delle proprietà degli effetti che non possiede, fin qui ci siamo. Attenzione bene, suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. In particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e o sostanze nutritive. Ancora poi suggerendo tramite l'aspetto, la descrizione, le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento, di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente, un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente, un diverso ingrediente. Quella che ci preoccupa di più è questa lettera C, perché se io prendo un broccolo è uguale a un altro broccolo. Posso pubblicizzare il fatto che il broccolo contiene delle sostanze, per esempio, che ne so, degli antiossidanti per il mio prodotto? No, perché se lo faccio io, operatore che mette in commercio il broccolo, o lo fanno tutti, ma non posso farlo io, perché altrimenti sto attribuendo al mio prodotto una caratteristica che è uguale a quella di tutti gli altri prodotti. Allora, capite che si crea un problema anche di comunicazione, perché se io ho la pasta arricchita o la pasta funzionalizzata, chiamiamola così, posso mettere in evidenza che quella pasta è un alimento funzionale, non utilizzo mai l'espressione alimento funzionale in etichetta, anche se adesso comincia a vedersi, qualcuno si sta lanciando, ma specifico che quell'elemento che ho aggiunto può ridurre, che ne so, il colesterolo nel sangue. Se metto in commercio il broccolo non posso scrivere il broccolo riduce il colesterolo perché contiene, che ne so, una sostanza particolare. O lo metto su tutti i broccoli o altrimenti il broccolo messo in commercio da Silvia Bolognini, che viene accompagnato da questa indicazione, non è come il broccolo messo in commercio dalla professoressa Pellegrini che magari non la mette. E io faccio credere al consumatore che solo il mio broccolo ha quella caratteristica, ma non lo posso fare perché per le pratiche leali questo mi è vietato. Allora, vedete che si crea, eccolo qui il gioco del marketing. L'alimento funzionale elaborato beneficia di un certo tipo anche di pubblicità, di presentazione, di comunicazione che induce il consumatore, voglia il consumatore ad assumerlo. Gli alimenti naturali o ci affidiamo all'educazione alimentare o non ne usciamo sul piano comunicativo, a meno che non imponiamo a tutti quanti di comunicare la stessa cosa. Ma questo tra l'altro si tratta di un prodotto che più delle volte è venduto sfuso, diventa anche un po' difficile riuscire a imporlo, no? In questo caso abbiamo la competenza degli stati membri nel definire la disciplina informativa delle informazioni con riferimento agli alimenti che non sono preimballati. Allora qui o cambiamo tutto o siamo in difficoltà. Altre precisazione. Vedete come viene specificato in questo articolo che salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque, minerali naturali, alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà. Anche questo limite cala sulle indicazioni sulla salute. Anche le indicazioni sulla salute devono tener conto di questa regola, quindi io posso segnalare che c'è probabilmente un effetto di riduzione del rischio, ma non posso presentare un alimento funzionale come un alimento che mi consente di prevenire una malattia, di curare una malattia o di trattare una malattia, perché qui entrano in gioco loro, cioè i medici. Non possiamo sostituirci alla medicina, l'alimento è una cosa e invece i medicinali sono altre.